Pranzo al sacco oppure carne succulenta da grigliare sul posto. Il tempo clemente ha fatto sì che quella di oggi, come vuole la tradizione, sia stata una Pasquetta all'insegna del divertimento low cost nella Marca. Temperature oltre i 20 gradi e sulle rive del fiume sacro alla patria ecco spuntare alcuni coraggiosi bagnanti. Barbecue improvvisati un po' ovunque, un telone steso a mo' di protezione ed ecco garantita qualche ora di relax. Ma quest'anno i sindaci del Piave hanno fatto la voce grossa, vietando il bivacco selvaggio. Contrario per quanto riguarda ovviamente il diurno, perché credo che sia una giornata di festa, quindi la gente si diverte e basta, però per le ore notturne forse sì. Per la pericolosità sono d'accordo, però insomma ci deve essere un po' di libertà anche per le persone. Se rimango qualcosa so che oggi o domani potrà venire mio figlio e potrà trovarlo lui. A Spresiano a vigilare sull'ordinanza del sindaco c'erano vigili urbani e protezione civile. È cambiato moltissimo, precisamente per il rispetto del parco, che ci hanno detto moltissime famiglie che finalmente era ora di poter gestire questa Pasquetta in modo diverso. Dal Piave al Montello, dove le prese sono state trafficate per buona parte della giornata. Chi ha potuto ha approfittato della quiete delle Prealpi, come i campeggiatori per un giorno al lago di Revine. Alla fine il temuto acquazzone di Pasquetta non è arrivato e i trevigiani si sono potuti gustare il primo assaggio di primavera.